A Refrontolo torna la festa degli Omi, anche se chi la organizza non ha voglia di parlarne. Festa è una parola che stona ancora a Refrontolo. Il 2 agosto è e sarà per lungo tempo l'anniversario della tragedia del Molinetto, quella terribile notte di 4 anni fa quando la furia del torrente Lierza spazzò via il tendone, dove un centinaio di paesani si erano riuniti per la tradizionale cena degli uomini, uccidendo 4 di loro: Maurizio Lotto, Luciano Stella, Giannino Breda e Fabrizio Bortolin, ricordati come sempre con discrezione. La messa delle 7:30, poi dei fiori sul cippo dedicato alla loro memoria. Il pensiero non può che andare a loro. Prima di questo fatto il pensiero andava alla festa degli uomini, adesso purtroppo in provincia di Treviso si ricordano invece i morti di Refrontolo. È una tragedia che ha lasciato ovviamente il segno in questa provincia. 4 morti non sono pochi e soprattutto in quella modalità, questa bomba d'acqua unica è presente in quella zona e a 1 chilometro neanche una goccia d'acqua quella notte, mi ricordo. Un caso ancora aperto a livello giudiziario, con il presidente della Proloco, Walter Scapole, e i tecnici che firmarono il piano di assetto del territorio rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, procedimento a cui si affianca in sede civile la richiesta di risarcimento degli eredi di Stella. Speriamo che poi si trovi la soluzione per pensare che la Proloco non può diventare il capro espiatorio per aver semplicemente prestato un capanoncino che lo faceva, cioè era lì non so, da 30-40 anni per farci la sagra del paese. Io quindi sto dalla parte del Proloco, assolutamente la ragione è difendere il Proloco.